Settima e conclusiva, si va a casa con un cesto oro gel in più. La prova per 3 anni non vincitori di 4.000 euro in carriera. Sono in 7 dietro le ali dell'Autostart. All'1 era di Luce Lux Francesco Tufano, 2 Elite Trio Marco Stefani, 3 Elixir Maurizio Visco, 4 Edith Stecca Roberto Faticoni, 5 Eli VL VP dell'Annunziata, 6 Esther DSE Davide Di Stefano in seconda fila, 8 Evas Hop Roberto Vecchione. Favoritissima Evas Hop numero 8, giocata fino a 4 quinti. Autostart che accelera. Sbaglia Elite Trio, sbaglia Era di Luce Lux. Eli VL facile al comando nei confronti di Esther DSE all'esterno. Terza posizione per Eva Sop perché ha sbagliato anche Elixir. E così rimangono in 3 in avanti e poi Edith Stecca ad inseguire. Si completano i primi 200 metri di corsa in 15:1. Con i quali Eli VL ha preso con decisione l'iniziativa su Esther DSE che segue in seconda posizione, terza per Evas Hop. Si va a completare il primo quarto di gara che è passato in 38 dalla testa della corsa. Guida Eli VL su Esther DSE. Terza posizione per Eva Sop, quarta per Era di Luce Lux che si ricongiunge a grandi folate dopo l'errore dietro le ali della macchina, 47 per i primi 600, segno che ha rallentato VP dell'Annunziata, Insacchi alla figlia di Louvre che completa il primo giro all'avanguardia, sposta dalla corda Eva Sop che va accanto a Esther DSE e cerca di portarsi sulla testa, 31,5 la seconda frazione di gara. Eli VL all'avanguardia, di fuori Eva Sop, poi Esther DSE, quindi Era di Luce Lux. Il primo chilometro se ne va in 1:17,2 per Eli VL che guida, Eva Sop che innesta la marcia superiore, va all'attacco con decisione della battistrada, tende a passare a palo lontanissimo. Esther DSE si muove in anticipo su Era di Luce Lux a 400 dalla conclusione. Eva Sop in fuga da Esther DSE che cerca di scavalcare Eli VL, poi ancora Era di Luce Lux a metà della piegata conclusiva. Eva Sop in chiara evidenza, Esther che prova a recuperare qualcosa all'ingresso della dirittura d'arrivo. Eva Sop sempre in vantaggio su Esther DSE. Evas Hop che nel finale viene a regalare il doppio in serata a Roberto Vecchione. Vince come vuole Eva Sop, al secondo Esther DSE, al terzo posto Era di Luce Lux. 1:15,6 ragguaglio cronometrico. Eva Sop, Roberto Vecchione, il team Elert che è allenatore e proprietario della femmina da Muscle Massive e Windham Real Fired Up. Facile assunto, il terzo nelle ultime 4 corse in carriera per la bella femmina che rivediamo nelle immagini largheggiare sul traguardo. Evas Hop, Roberto Vecchione, il team Elert, assegno nella settima e conclusiva dal Savio di Cesena.